Ciao Bepi, tutti ti dobbiamo essere grati. Così il governatore Zaia ha salutato Bepi Covre, il leghista eretico della Marca, l'imprenditore brillante, il sindaco battagliero, un pezzo di storia politica, amministrativa e imprenditoriale di un intero territorio. Giuseppe Covre nasce a Santa Maria del Palù nel 1950, alle porte di quell'Oderzo, di cui diventerà primo cittadino nel 1993, il primo sindaco non democristiano dal dopoguerra. Ma ci sono anche la famiglia, il diploma di ragioniere, la nascita della sua Eureka, poco distante a Gorgo al Monticano, azienda nel settore dell'alluminio che gli regala parecchie soddisfazioni. L'avventura politica che dà la dimensione dell'uomo Covre e del suo pensiero inizia alla fine degli anni Ottanta quando entra nelle file della Liga Veneta, Lega Nord. Nel 1996 c'è anche l'elezione a deputato, ma è sul territorio che Covre fa la differenza quando fonda il movimento dei sindaci del Nord-Est. Forte l'amicizia con Giorgio Lago e i grandi protagonisti dell'epoca. Si discuteva di storia, di politica, di attualità, di tutto. Sempre stato una persona molto attenta, ma soprattutto amante della propria gente, della propria terra. Lo definirei un vero patriota, anomalo ovviamente su certe situazioni partitiche, perché era e anche giustamente una mente libera. Una mente libera, tanto da scrivere nel 2004 la sua autobiografia Sono un Veneto, storia di un leghista eretico, quella eresia che lo portava a veri e propri strappi con l'establishment, memorabile quello con l'allora Liga Veneta. Era la Liga che poi è passata alla secessione e qua Bepi Covre non ha voluto sicuramente saperne, anzi ha dissentito in maniera molto forte, ha abbracciato subito dopo l'abbandono della secessione la politica, quella che la Lega aveva proposto della devolution, e sulla devolution è stato un progenitore, è stato uno che l'ha portata avanti con grande coraggio, con grande forza e con grande convinzione. E l'eresia diventa scisma nel 2016 quando viene espulso dalla Lega dopo essersi schierato a favore del referendum per la riforma costituzionale promossa da Matteo Renzi in contrasto con il Carroccio. Per Zaia se ne va un amico che per 30 anni è stato un punto di riferimento, il primo a sdoganare la Lega, il primo a portare i temi dell'autonomia dal Veneto a livello nazionale. Covre era malato da tempo, un infortunio in casa però gli è stato fatale.